Buongiorno e come sempre ben ritrovati con ore 13, siamo in diretta e vi ricordo il numero telefonico per intervenire 049 4906 054. Buon lunedì a tutti quanti ed oggi in questo lunedì andiamo a parlare di una legge che adesso deve ritornare al Senato e che ci riguarda tutti. Parliamo di legittima difesa, ma possiamo sempre difenderci in casa perché questo sempre diventa fondamentale. Abbiamo il piacere di avere in studio con noi Andrea Ostellari, senatore della Lega. Buongiorno, grazie. Nonché, posso dirlo, il papà di questa legge, posso dirla così? Bah, diciamo il relatore, tanto poi la norma sappiamo che l'abbiamo scritta tutti insieme. Poi abbiamo il piacere di avere in studio con noi Franco Birolo Tabaccaio, benvenuto. Buongiorno a tutti. E nel piacere di avere in studio con noi Luca Carne, assessore alla sicurezza del comune di Piove di Sacco, in provincia di Padova, benvenuto. Buongiorno, buongiorno. Allora, quando anche il prete dice sì, bisogna pensare che se qualcuno mi entra in casa io posso difendermi. Allora, Don Marino Ruggero, che è il parroco di San Giuseppe di Albegnasio, che è una diciamo ridente località vicino a Padova, nel suo bollettino ha scritto: caro ladro, se entri in casa io mi difendo. Questo quindi è il titolo del settimanale che lui insomma ha consegnato ai fedeli che frequentano la chiesa. E dice il Don: non mi è mai successo che mi trovassi davanti a un bandito nella mia abitazione in canonica, però non lo farei accomodare per offrirgli insomma qualcosa da bere, però se vedo che lui insomma diventa aggressivo io mi difenderei. E il perdono è fondamentale, ma troppe volte chi viene aggredito non viene tutelato. Parola di Don. E allora, quando il Don, anche lui si pone il problema della legittima difesa. Andrea Ostellari, dobbiamo preoccuparci se il Don si preoccupa così tanto anche lui di difendersi in canonica? Beh, il Don giustamente si preoccupa anche lui della situazione che vive ogni cittadino della nostra comunità e quindi in quanto anche lui cittadino ovviamente si rende conto di quella che è una emergenza, quindi l'emergenza c'è oggi, il Far West c'è oggi e non ci sarà domani, perché questa riforma, ecco il padre ovviamente di questa riforma più che sottoscritto è, diciamo, insomma, è Matteo Salvini, il quale ha sempre fatto di questa battaglia una battaglia di buon senso. Noi avevamo una norma che era costruita e che era stata già modificata nel 2006, ma che evidentemente non era e non è oggi più sufficiente per evitare di fare processi ingiusti a cittadini che si difendono in casa propria. E allora abbiamo tolto le zone d'ombra che permettevano insomma, dello svolgersi di processi lunghi e costosi e abbiamo inoltre fatto alcune altre riforme in una proposta che oggi ritorna al Senato, alla Commissione Giustizia Senato l'abbiamo già terminata, quindi in 2 giorni abbiamo già sistemato tutto, perché dovevamo ovviamente sistemare la copertura. L'anno scorso eravamo nel 2018, oggi siamo nel 2019 e quindi dovevamo predisporre la copertura di spesa per che cosa? Per permettere quell'impegno, di soddisfare quell'impegno che abbiamo assunto con questa riforma di pagare e sostenere quindi le spese per la difesa di coloro che domani, speriamo nessuno, comunque insomma di coloro che domani saranno indagati e magari assolti ovviamente o comunque archiviati per la nuova legittima difesa. In questo caso quindi una novità assoluta rispetto al passato che abbiamo introdotto con questa riforma, incidendo su legittima difesa e incidendo sull'eccesso colposo che di fatto abbiamo tolto, perché non esisterà più la punizione per coloro che saranno indagati per questo tipo di fatto. Insomma, tante sono le novità che vengono poi portate, poi dopo durante la trasmissione le discutiamo. 049 4906 054, cosa pensate anche voi da casa? Allora, siete con il Don, il quale poi sottolinea: le persone per entrare in casa mi devono o suonare il campanello o bussare alla porta. Se uno entra senza permesso, per me è un potenziale ladro. Alla faccia che la Chiesa porte aperte, Carnio, insomma anche il Don lo vedo bello carico. Cosa ne pensa lei? Guardi, credo che sia una posizione personale perché non mi sembra che sia la stessa per esempio del Vescovo Cipolla.
Dopodiché è del tutto evidente che questa legge, io non sono della parte politica del senatore Ostellari, ma ha delle luci e delle ombre, per cui è migliorabile, però l'impianto tutto sommato mi convince, cioè nel senso che si deve difendere chi viene assalito in casa sua o nel proprio luogo di lavoro, per cui insomma nel 2006 c'erano state modifiche, erano state provate anche nel 2017-2018, che poi è finita la legislatura e questo insomma è la fine del percorso. Ripeto, per fortuna i casi sono pochi, nel senso che nel 2017 ci sono state 4 processi per legittima difesa, per cui i casi sono abbastanza rari, però quando succede è un problema serio. Allora, 049 49 0605, queste sono immagini, adesso ce l'abbiamo, già commentiamo, 049 49 06 054 se volete dire la vostra. Allora, quelle che vediamo sono le immagini della scientifica che riguardano proprio lei, Birolo, vero? Sì, purtroppo sì. Quel fatto, intanto quando è capitato, ricordiamo nell'aprile del 2012, sì. Nell'aprile del 2012. E il suo procedimento si è concluso con la soluzione? Pochi mesi fa, ricordiamolo, a giugno 2018. Quindi è passato insomma, un bel po' di tempo con una vita che ti cambia in maniera importante. Sì, Lei la tabaccheria l'ha chiusa? Ho chiuso, infatti volevo correggerla. Ex tabaccaio? Brava, ex tabaccaio, sì, ho chiuso, ho ceduto le licenze qualche mese fa. Perché l'ha fatto, scusi se posso? Le ho cedute per diversi motivi, uno dei quali è quello di, appunto, non volevo più avere il pericolo, diciamo, di essere visitato nuovamente durante le ore notturne o anche diurne, appunto. Poi la figlia ha scelto un'altra strada, quindi non avevo più motivo di tenere un'attività che mi dava più preoccupazioni. Esatto, e nello stesso tempo ho potuto finire di pagare le spese legali che avevo sostenuto appunto in questi anni. Posso chiederle quante ne ha spese? Diciamo meno di 50.000, sui 50.000? Tanti. Tanti? Diciamo, tanti soldi? Tanti, sì, non diciamo la cifra, ma tanti, perché logicamente non ritengo giusto e per fortuna la nuova legge va a tutelare anche sotto questo punto di vista le vittime, cosa che non si era mai fatta prima, quindi è un buon passo in avanti. E poi sto vicino ai genitori, diciamo. Quindi è andato in pensione? Sì, ha approfittato della 400? No, in pensione senza riscuotere niente, no. Vabbè, sì, una battuta. 101, 102 perché insomma, voglio dire, no, diciamo lei è giovane ma aveva tanti anni di attività. Mi occupo d'altro, diciamo, è meno redditizio ma più tranquillo. Più sereno, insomma, più sereno, perché poi voglio dire, ricordiamoci, oltre ad aver vissuto il dramma e purtroppo di aver ucciso una persona, lei dopo si è passato altri 6 anni di inferno, perché poi oltre che al procedimento anche gli altri che chiedevano risarcimento, la famiglia... Lo chiedono tuttora, adesso se vuole approfondiamo anche. Questo poi rimane. Allora, 049 49 06 054, pronto, buongiorno. Buongiorno Daniela, mi chiamo Ali Shekmour. Il Prince, ecco il nostro Prince, ogni tanto partecipa alle nostre trasmissioni. Allora, congratulazioni perché so che è anche diventato nonno. Bene, che sappiamo tutto qui. Grazie. Ci dica tutto! No, niente, poche parole, intanto saluto i suoi ospiti e ho grande stima anche dell'onorevole Ostellari. Io credo che viviamo un momento molto difficile. Esprimo la mia opinione per quanto concerne il prete che ha incoraggiato ad amarsi e a difendersi. Questo essendo la cristologia, perché Cristo diceva dona te stesso, offre l'altra guancia, se uno ti chiede la tonica dagli anche le scarpe. Non voglio dilungarmi, però voglio essere preciso, io sono solidale anche con Birolo, non è stata la colpa sua, lui ha dovuto difendersi e ha ucciso, ma chi l'ha ucciso veramente è la inadempienza e la mancanza della sicurezza delle forze dell'ordine. Quando il popolo si arma, vuol dire è una forma di fallimento della sicurezza dello Stato. Ecco, i politici fanno dei decreti, degli emendamenti, ma non va incoraggiato. Ricordiamoci, armarsi, stanno togliendo le armi dappertutto, adesso in New Zelanda stanno studiando anche
Anche oltre a oggi stesso è successo un altro, è pericoloso incoraggiare quindi dice bisogna fare attenzione perché così si incoraggia il popolo ad andare ad armarsi e a vivere questo momento forse senza troppo pensiero, dice beh, reazione, c'è l'offesa e quindi di conseguenza vado in questa direzione. Io dico solo, capisco i decreti, i politici cercano di risolvere, propongono, però non è bene consigliare. È bene invece incoraggiare e dare gli strumenti idonei a quelli che garantiscono i poliziotti, i carabinieri, le servizi d'ordine. Quindi dare più soldi e incoraggiare le forze dell'ordine, questo sì. Allora, grazie ad Ali Sheikh Nur che ci ha chiamato e ancora congratulazioni. Mancanza di forze dell'ordine, forse questi soldi, magari dice Ali Sheikh Nur, poi dice anche nell'altro, magari li dobbiamo dare alle forze dell'ordine, senatore. Sì, ma sono due aspetti diversi. Benissimo investire sulla sicurezza e credo che sia assolutamente importante che un cittadino si senta sicuro fuori dalle proprie mura di casa come all'interno delle proprie mura di casa. Insomma, nessuno deve avere paura di girare per la città, girare per i paesi e svolgere insomma, la vita quotidiana. E quindi benissimo tutto quello che può arrivare in termini di investimento per la sicurezza, cosa che questo governo ha fatto e sta facendo, sicuramente non ci tiriamo indietro da questo punto di vista, però con il tema legittima difesa noi abbiamo voluto meglio regolare una questione che riguarda esclusivamente un tema preciso che è la legittima difesa, cioè quindi la difesa all'interno dell'abitazione, che è un luogo ben preciso. Delle pertinenze, perché anche lì la gente si chiede, è nella tabaccheria dove io lavoro? Luogo dove svolgi la tua attività di lavoro, quindi non pertinenze, il garage, abitazione e luogo di lavoro. Chiaro che se sai il garage lì chiedo perché la gente poi dopo però quindi il tema è svolgere una chiarezza all'interno dei fatti che accadono qui, in questi luoghi. Cioè se io mi difendo all'interno della mia abitazione non può essere un aggravante, ma deve essere casomai una scriminante. Io all'interno del luogo di abitazione, quindi la mia casa dove vivo con mia moglie e con i miei figli, devo essere sicuro che mi posso difendere senza avere poi in un momento successivo uno Stato che mi indaga prima e poi magari mi fa fare un lungo processo come è accaduto a Franco Birolo per 7 anni, quindi con costi ovviamente innumerevoli e con un cambio di vita che naturalmente sei costretto a fare, perché non c'è solo l'aspetto diciamo dell'aver affrontato per lui il costo di una difesa di tipo penale, ma c'è anche il costo ovviamente quello psicologico, morale, il cambio delle abitudini della sua vita, della sua famiglia, sua moglie, sua figlia, insomma, voglio dire, non è un fatto normale quello che è accaduto a lui e noi dobbiamo essere in grado di capire che di fronte a fatti che non sono normali e che vanno perseguiti da un punto di vista quindi della legge e lo Stato che deve intervenire, come ho detto prima, al di fuori dell'abitazione, ma se accadono lo Stato deve scegliere chi difendere, chi tutelare per sul primo. Procedimento civile poi ci torniamo perché lui adesso ancora questa io devo andare in pubblicità, portate pazienza. 049 49 06 054 dopo. Eccoci qui, siamo tornati in diretta 049 49 06 054 se volete dire la vostra sulla legittima difesa. Quando siete a casa vostra voi volete difendervi e come? Perché il prete, ricordiamo Don Marino Ruggero, il parroco di San Giuseppe del Vignasio, con i suoi fedeli ha detto insomma se qualcuno vi entra in casa senza suonare il campanello, bussare alla porta, avete ragione a difendervi e poi si spera insomma che con la nuova legge le cose possono cambiare. Luca Carnio, allora tutto risolto, tutto tranquillo, allora uno a casa sua fa quello che fa, purtroppo lo deve fare e quindi c'è lo Stato adesso, no? Ma allora qui secondo me bisogna distinguere due cose. Allora, una la parte normativa, che ripeto, ha luci e ombre ma sostanzialmente l'impianto è condivisibile, nel senso che secondo me ci potevano essere
alcune migliorie, ma poi eventualmente entriamo nel merito degli articoli 52 e 55, che sono i due articoli che sono stati modificati del codice penale. Poi c'è una narrazione politica che mi trova un po' meno concorde, nel senso che chi ha fatto questa legge ha esagerato nella narrazione, per cui sembra che passi un messaggio che si può sparare in casa propria sempre e comunque, e non è così, e soprattutto occhio, perché non è che la magistratura non apra un fascicolo quando succede fatti di sangue, perché è evidente che un'indagine viene aperta. La terza cosa è che bisogna stare attenti è sul fatto dell'eccesso delle armi, perché si può rischiare anche il caso contrario, nel senso che i delinquenti non vanno più a rapinare solo col piede di porco, ma rischiano di abbiamo questo immaginario cambio dell'arma, ma in realtà uno può arrivare con un coltello, può dire un mattarello, cioè, il problema è che tu ti devi difendere, perché se uno ti tira addosso un registratore di cassa, perché a lui aveva un registratore di cassa. Ci sono due testimonianze che sono un po' anche queste che debbono fare riflettere, per esempio quella di Luca Di Bartolomei, il figlio di Agostino Di Bartolomei, che è stato un capitano storico della Roma calcistica degli anni '80. Sì, famosa scherzo. Lui no, quello era Cecconi, che era razziale. Di Bartolomei prese una pistola regolarmente con il porto d'armi per difendere la famiglia da casa. Con quella pistola si suicidò. E il figlio ha scritto un libro molto toccante da questo punto di vista, dove una parte è legata ai ricordi della sua infanzia, ma una parte è legata a questo eccesso di uso improprio delle armi. L'ultima testimonianza è quella dell'ultimo femminicidio in provincia di Bologna, dove il marito della signora che è stata crivellata fece il porto d'armi per essere sicuro, perché quella era una zona un po' particolare, e poi l'uso non ce l'ha usata, però questo cioè, è pieno di guardie giurate, di situazioni così. Prendo la telefonata. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Prego. Posso esprimere una mia opinione riguardo alla vostra trasmissione? Prego. Niente, io vorrei chiedere se quando noi cerchiamo di difenderci facciamo il Far West, quando loro entrano nelle nostre case e ci lasciano mezzi morti da pronto soccorso, come è successo a quella donna nell'auto che l'hanno sbalzata fuori e poi è morta, come loro possono permettersi tutte queste cose e noi le dobbiamo tacere e anche stare zitti? Credo che abbia ragione il parroco, anche se è un don, parlare come parla. Grazie. Grazie, allora grazie signora, quindi lei dice di sì, non è d'accordo con l'altro che ha chiamato e diceva quando uno ti chiede la tunica dagli anche le scarpe, Birolo. Lei, perché tutti abbiamo paura un po' delle armi, perché poi insomma ti focalizzi sulla pistola, ma non è la pistola. Esatto. Lei, che cosa l'hanno lanciato contro quella notte? Hanno lanciato il cassetto del registratore di cassa, ma io ero, quella notte lì avevo 4 individui dentro il mio negozio, 4 criminali, quindi non è detto che uno riesca ad avere la meglio con 4 persone, a volte e spesso si associano le armi da fuoco alla legittima difesa, ma non è così. Uno in quel momento lì, se ha un'arma, ce l'ha a portata di mano, la usa. Ma perché lei aveva l'arma? Io la detenevo da diversi anni perché appunto c'erano stati diversi tentativi di intrusione dentro casa mia e fisicamente non mi sentivo neanche più in grado di affrontare un'eventuale aggressione. E spesso mi è capitato di trovare gente estranea nel cortile di casa e diciamo mi sono maggiormente tutelato in questo modo. Quindi ha fatto richiesta e gliel'hanno avvallata per motivi sì, professionali? Adesso non so i motivi quali siano stati, comunque me l'hanno concessa dopo tutta l'iter che c'è stato. Non aveva paura lei quando aveva l'arma a casa, che magari
potesse essere usata da, non so, in maniera impropria anche da un familiare. Comunque uno è responsabile dell'arma e ha delle regole da seguire, quindi a volte uno le può trasgredire e quindi lascia l'arma carica a portata di mano dei bambini, e questo non va bene, perché ci sono delle regole precise per detenere un'arma, dove custodirla e via dicendo. Poi il vicino di posto spesso citava casi in cui è stata usata l'arma per uccidere la moglie oppure per vari suicidi, ma ci sono tantissimi altri casi, che adesso non sto qui a ricordare, dove i cittadini per bene sono stati picchiati, malmenati, uccisi e picchiati, e non avendo nulla, non hanno usato nulla, e sono rimasti lì a subire le torture da questi criminali. Gente che è rimasta in carrozzina, gente che ha perso familiari, figli, mogli, torturati. Come il figura del medico di quest'inverno. Ma ce ne sono, guarda, io non voglio menzionarli per paura di dimenticare qualcuno, ma sono tantissimi. La nuova legge dà appunto la possibilità, se qualcuno di questi ha la possibilità o vuole scegliere di difendersi da un'aggressione, la giustizia sta un po' più dalla parte della persona per bene che si difende, cosa che non era mai successa prima. Si sarebbe sentito un po' più supportato. Senta, giusto perché appunto chi è a casa magari lo venga a sapere, lei adesso ha un procedimento perché questi chiedono un risarcimento. Cosa le stanno chiedendo? Chiedono un indennizzo, non si chiama più risarcimento, si chiama indennizzo, perché appunto la vecchia legge... Ma di quanti soldi li chiedono? Mi era stata chiesta un primo incontro per cercare di mediare questo importo. Io ho rifiutato appunto questo primo incontro perché non ritenevo giusto dover dare niente a nessuno. E quindi non si è parlato di cifre. Ancora no? Ancora no. Ma si è fatto un'idea, l'avvocato gli avrà detto? No, sicuramente inferiore al risarcimento. Poi starà... Quant'era il risarcimento? 325.000 euro più le spese. E questi sono i genitori, i parenti? Sono la madre e la sorella del defunto, sì. E poi starà all'equo apprezzamento del giudice, se nel caso ci fosse una sentenza civile, stabilire se e quanto questi hanno diritto. Quindi per lei non è ancora finita? No, non è ancora finito. Ci sono 10 anni di tempo, adesso non so se dalla data del fatto o da quando è passato in giudicato. Adesso ce lo dice anche il senatore, che è anche avvocato. Prima prendo la telefonata. Pronto, buongiorno, ma vi rendete conto che quest'uomo poveretto si passerà 10-12 anni della sua vita così, a camminare sopra le uova? Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno, pronto, sono Gianfranco. Ecco, io sono totalmente d'accordo con la nuova legge, ma soprattutto sono rimasto sempre allibito da questo Stato che fa in maniera che questa gente, che lo fa come lavoro a questo punto, perché un indennizzo è dato uno che si fa male nel lavoro, per fare dei reati, cioè oltre ad aver danneggiato le persone, avergli rovinato anche la vita, devono anche essere pagati. Io veramente mi sembra vivere un paese, non so, del Begodi, è una cosa pazzesca. È inaccettabile, è veramente vergognoso che uno Stato si comporti in questa maniera, anche perché tutte queste persone buoniste, eccetera, che non hanno mai provato in persona questo, e se lo provano penso che cambierebbero radicalmente idea di questo modo di fare che c'è, e finalmente qualcosa è cambiato. Poi, se posso, volevo chiedere una cosa all'onorevole Ostellari, che è al di fuori di questo. Ci sono voci che girano che c'è una possibilità che sia un decreto, qualcosa che venga ridotto da 40 a 20 giorni il tempo per i decreti aggiuntivi. Volevo sapere se era vero o no, perché anche qui per il cittadino che ha dei problemi, che si scontra in qualche, non so, con una banca, eccetera, eccetera, non c'è più il tempo perché uno si possa difendere. E quindi volevo sapere se era vera questa cosa. Vi ringrazio. Grazie, allora io devo portare pazienza. Allora, diamola subito velocemente perché devo andare in pubblicità questa risposta, e poi rispondiamo a Gianfranco che dice ma come, oltre che tutto il fatto che è capitato, poi ci troviamo anche in una situazione in cui questi continuano a chiederci insomma, dei soldi. Allora, una risposta rapida: ma è vero o non è vero che per il decreto ingiuntivo si passa da 40 a 20 giorni, senatore?
No, questa qui è una proposta che in realtà va a migliorare le richieste dei soggetti che avanzano soldi da altri, quindi una sorta di velocizzazione nel sistema che vedrebbe quindi una specie di ingiunzione di pagamento, insomma chiamiamola così, nei confronti, fatta dall'avvocato, non più quindi dal giudice, fatta dall'avvocato, notificata all'avvocato e notificata quindi al debitore, il quale poi a quel punto può fare ovviamente opposizione. Qui si sta parlando se mantenere i 40 giorni oppure se portare i 20 giorni per l'opposizione, ma questo non è, voglio dire, il tema, non è questo il tema della discussione, e quella è una proposta però che va verso un miglioramento del nostro sistema per cercare di riportare anche qui una scelta. Stiamo più vicini al creditore o al debitore? Secondo me dobbiamo stare più vicini al creditore. Sai quanti condomini, quante situazioni. Poi al di là di tutti i casi certo, allora torniamo noi dopo la pubblicità, se prendiamo appunto a spunto queste due telefonate che sono arrivate, le ultime due, 049 4906 054, la cosa pensate di questa legittima difesa? Secondo voi insomma, è una chiave di svolta, un punto di cambiamento per il nostro Paese? Torniamo dopo la pubblicità. La 3. È pieno di sta roba. Ecco, durante la pubblicità eravamo concentrati sulla questione dei decreti ingiuntivi perché insomma ci siamo interrogati. Allora io prendo la telefonata e poi sentiamo il senatore. 049 4906 054. Pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno, vorrei dare la mia solidarietà all'ex tabaccaio e tutto quello che dice è sensatissimo. Poi volevo dire che il problema è giustissima questa legge, anzi va tolto anche il risarcimento, anche non il risarcimento come ha detto che si chiama, comunque quello lì va tolto tutto. Uno che entra in casa d'altri non può avere niente. Pensate che una volta si mettevano i cocci di bottiglie sui muri, un ladro si è tagliato superandolo e ha fatto causa e ha vinto la causa, perché si era tagliato sui cocci di bottiglia, qualcuno che a una certa età se lo ricorda, adesso li hanno tolti, li hanno dovuti eliminare, così non si può mettere più lo spinacolo, le punte delle ringhiere non devono essere affilate, tutto perché, perché dobbiamo proteggere i ladri. Io ho una soluzione semplice, siamo nel 2000, facciamo un'app, tutti quelli che sono d'accordo nel farsi derubare e non portare armi si iscrivono a questa app, con la geolocalizzazione. Il ladro dice, questo qua mi vuole bene, vado a rubare lì che sto tranquillo. Gli altri si armino quanto vogliono. Vi do però delle notizie. Da 2 anni che c'è Trump in America sono cadute le vendite delle armi, sono fallite 2 grandi aziende di armi. Quindi vuol dire che più si combatte veramente i ladri, eccetera, e meno la gente si arma. Poi, l'ultima cosa, quando si ha l'arma in casa, ha detto bene il signor Birolo, va tenuto in un certo modo, e poi c'è il metodo di ingaggio, non è che si va a sparare, prima si grida, se intima si spara magari sul soffitto, e solo dopo si può sparare, cioè certo uno non gira e va a fare... È il concitato, perché nel caso suo era notte, quindi è un po' complicato dire grida alto là, chi va là, chi siete, cosa fate, 2 fiorini come sul ponte del film. È improponibile. Allora io la ringrazio davvero molto per la sua osservazione. 049 49 06 054. Allora lui dice facciamo un'app a questo signore per quelli che vogliono essere derubati, non c'è problema. Allora poi la questione è difficile. Dice inaccettabile l'indennizzo, inaccettabile che lo Stato, diceva il signore di prima, insomma, vada ad aiutare, abbia sempre aiutato chi mi è venuto a rubare in casa, che poi tra l'altro nel caso di Birolo c'è stato ovviamente la persona che è morta, però ricordo che nel 96-97% dei casi chi ti ruba in casa non viene trovato, non viene preso dalla polizia. Certo. Senatore. Ma allora qui... Intanto con questa riforma noi abbiamo fatto una cosa che prima non era mai stata pensata, cioè abbiamo detto che nel caso di assoluzioni per legittima difesa, quindi ex 52, quindi secondo l'articolo 52, e nel nuovo articolo 55, il soggetto che riceve il colpo, diciamo in generale, il colpo significa non il colpo di pistola, ma il colpo anche di bastone, si rompe i denti, tu gli fai un danno, o inciampa questo soggetto durante qui, la fuga.
non può chiederti il risarcimento del danno, né tantomeno ovviamente i suoi aventi causa. Perché si è già macchiato di un torto, di un delitto, ti è entrato in casa, ha violato il tuo domicilio. Ma abbiamo voluto proprio scriverlo nero su bianco su una norma, e lui quindi cioè noi gli abbiamo tolto sostanzialmente il diritto di poter chiedere quello che oggi invece può fare. Ovviamente ci sono i casi invece di errore. Se tu sbagli a sparare, se tu sbagli a colpire, se sbagli a difenderti, quindi non siamo fuori dai casi quindi legittimi, allora in quell'unico caso questi soggetti potrebbero chiederti semmai una forma di indennizzo. Ma come collabora il turbamento caso... però? Perché dice se per errore? Perché uno è turbato sempre, è agitato. No, ma il turbamento incide solo sull'eccesso colposo, per cui noi abbiamo voluto dare giustizia anche a quei soggetti che magari sbagliano, ma non sbagliano fuori o in casa del ladro, sbagliano in casa propria e quindi agiscono in maniera sbagliata, ma lo fanno perché qualcun altro gli è venuto in casa o gli è venuto nel negozio. Quindi quelle ipotesi che oggi portavano a una denuncia, a un procedimento, a una condanna, domani saranno ritenuti, diciamo, non punibili. Sarà retroattiva, senatore? Glielo chiedo perché potrebbe essere retroattiva. No, nel caso suo no. Poi questo aspetto ovviamente che desta ovviamente molta anche preoccupazione e indignazione, l'abbiamo voluto anche, diciamo, sottolineare da un punto di vista normativo, facendo un ulteriore passo in avanti e dicendo che se il ladro, ovviamente lo devo beccare, no? Se il ladro ti entra in casa, ti ruba qualcosa, ti rompe che ne so, la finestra, il portone, che sia di notte o che sia di giorno non ci interessa, e poi viene preso, questo ladro oggi va davanti al giudice, magari chiede un rito alternativo, un patteggiamento, e magari ottiene anche la sospensione condizionale della pena, in molti casi. Come spesso avviene. E non va in carcere. E quindi tu ti ritrovi beffato e pure mazziato. Cornuto e mazziato, dicono a Roma. Invece per il futuro noi abbiamo voluto dire una cosa molto semplice e secondo noi di buon senso, e cioè che questo ladro o ti restituisce il danno, e danno significa non solo il maltolto ma anche tutto quello che comporta, quindi danno morale, danno materiale, altrimenti se ne va in galera, quindi la sospensione condizionale non ce l'avrà più. Ecco, ci sono quindi più aspetti di riforma che vanno in questo senso, quindi noi diciamo lo Stato deve stare vicino a chi lavora la mattina, si alza per andare a lavorare, che è onesto, che non è che gli viene in mente non può avere il problema altri. di decidere se tu che stai entrando in casa sua, ovviamente con violenza e con minaccia. Certo, non è il caso del solito che vi raccontato il solito bambino col pallone che ha, perché poi c'è anche questo aspetto, no, che tanta gente dice. Ecco, infatti le critiche su ma voi volete aumentare l'uso delle armi, non è assolutamente vero, tant'è che noi non abbiamo mai parlato di armi, È legittima difesa, non c'è scritto armi, e quindi l'attacco sotto questo profilo, dell'allarme Far West o cose di questo tipo sono assolutamente ingiustificati e non hanno nessun tipo di base giuridica. Io devo prendere la telefonata. Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Giusy e lei suoi ospiti. Buongiorno Giusy, ci dica tutto. Intanto siamo tutti con il signor il tabaccaio, perché io penso che chi non ha avuto ladri in casa, stiamo presto a dire ma se dopo il ladro va il processo, va qua, va là. Il ladro quando entra nell'area privata senza suonarmi il campanello è sempre un reato, dunque è inutile che stiamo lì a dire ma bisogna vedere che arma ha in casa, ma stiamo scherzando, ma se hai paura anche di giorno quando uno ti suona il campanello che vuole venderti oppure chiede l'elemosina, ma dove siamo arrivati? Io vorrei che chi ha fatto queste leggi qua le cambiassero, ma finché non vanno a rubare a casa loro, che allora diranno vediamo il ladro cosa c'è in mano perché bisogna essere alla pari qua e là, ma guardate che sono affidi quelli, ma cosa stai a pensare vedere il ladro quando entra in casa mia senza suonare il campanello è già un reato, e
e senza processi, senza avvocati, senza niente. Vabbè, dopo abbiamo la Costituzione, garantiamo. Allora, signora Giusi, io apprezzo il suo punto di vista, però noi abbiamo una Costituzione, vero Carnio, garantiamo, siamo una Costituzione garantista, sia da una parte che dall'altra, non è male. Facevamo prima una considerazione che i tre casi più... Il caso di Franco Birolo è anomalo se vogliamo, perché se pensiamo al benzinaio Stacchio non è arrivato neppure a processo, nel senso che è stato archiviato. Francesco Siciliano di Milano ha sparato a un ladro fuori da casa sua, nel senso che ha trapassato la porta, perché questo probabilmente stava tentando di entrare, e ha sparato ed è morto, e nemmeno lui è arrivato è stato archiviato. Corazza si chiama, il gioielliere, anche lui si è difeso, Rodolfo Corazzo si è difeso e non è arrivato anche lui a processo, nel senso che è stato... Ecco. Franco Birolo è un caso anomalo, nel senso che il giudice ha ritenuto in primo grado... Però guarda che io ho tutti quanti i dati, c'è stato archiviato dal 2015 di Siciliano, 2015 al 2017, cioè comunque Graziano Stacchio 2013-2015, sì, però non ha fatto un'udienza, voglio dire... Ho capito, ma tu stai con l'ansia, 1 o 2 anni, l'altro ci sta 3 anni, no, perché voglio dire, però il dato è che, mentre lui è stato condannato in primo grado, perché il giudice, secondo me in maniera zelante, ha ritenuto che non ci fossero prove che la sua incolumità fosse in pericolo. Con 4 persone dentro in tabaccheria, con il registratore di cassa che ti può sfasciare la faccia. Certo. Questa è la discrezionalità e comunque, voglio dire, poi per fortuna è stato assolto in però appello. C'è il problema della discrezionalità che molti contestano, dicono non è che questa riforma della legittima difesa cambierà molto, perché poi rimane sempre la discrezionalità del giudice. Questo poi viene contestato molto anche dal Partito Democratico, Cario. Il Partito Democratico ha votato una buona parte di emendamenti alla Camera, per cui insomma voglio dire non è favorevole l'impianto, esatto, anche l'articolo 55 è stato votato, per cui c'è una consapevolezza da parte di tutti che chi è in casa propria o nel proprio negozio, nella propria fabbrica deve essere tutelato, esatto. Per cui voglio dire, qui non stiamo parlando di questo principio che è, le ripeto, lo ha cominciato nel 2006 l'allora Popolo delle Libertà, l'aveva accentuato il governo Gentiloni prima delle elezioni. Sì, che poi c'è stata la storia del crepuscolo, esatto, lì la discrezionalità era legata a una fascia oraria che insomma, era meglio di niente, però era comunque una mezza cazzata. Però un po' è stata un po' la canzone di stile, no? Il crepuscolo, l'alba, l'aurora, ci sono giocate poi... Giuridicamente era una cavolata. Il crepuscolo tant'è che poi non è sempre bloccata e poi dopo abbiamo visto tutto. Ma lì l'avevano peraltro semplicemente copiata dal sistema francese, ma il sistema francese ha un senso perché poi è collegata ad altre norme. Di qua scrivi una cosa così, significa dire al ladro non andare più di notte, vai di giorno. Cioè, quindi va bene. E tra l'altro questa la legge... la telefonata? Sì, chiedo. telefonata. Sì, dai telefonata. Pronto, buongiorno, perché sennò poi mi sgrido. Sì, mi scusi. buongiorno, sono Alfredo Belluco. Volevo fare una domanda al senatore Ostellari. Senta senatore, si parla tanto della legittima difesa riguardante diciamo, i reati comuni, ma non si parla mai della legittima difesa che dovrebbero avere tutti i cittadini e anche i politici per loro nei confronti delle truffe massive che mettono in atto le banche nei confronti dei clienti. Mi riferisco ultimamente in particolare a quella sui diamanti. Ora, quella sui diamanti è una truffa talmente ben congegnata che dovrebbe essere perseguita non solo per truffa ma anche per usura, essendosi fatti dare circa il 25% di commissioni al loro interno. Lei sa che le commissioni rientrano nel calcolo dell'usura. Ora, quello che io chiedo a lei è questo però. Sulla sua proposta di legge, che prevede sicuramente un sveltimento nel raggiungimento dei crediti da parte dei creditori,
non crede che sia troppo favorevole alle banche che andranno a chiedere dei crediti molto spesso che noi dimostriamo in tribunale? Che insomma, lei vuole una sorta di legittima difesa anche sul fenomeno bancario e sul fenomeno delle truffe, giusto? No, volevo solo... Porti pazienza, io devo andare in pubblicità, però abbiamo capito il concetto. 049 49 06 054, poi le faccio dare una risposta. Quanto avrebbero voluto una legittima difesa nei confronti delle banche, soprattutto i veneti e non solo. Torniamo dopo. Eccoci qui, siamo tornati in diretta, mi dicono che c'è una telefonata. Pronto, buongiorno. Buongiorno signori, allora Franco da Udine, sì. La legittima difesa, ma c'è anche una legittima offesa o no? Se non è legittima offesa cancelliamo legittima, e quindi quando uno entra in casa mia praticamente ha violato il mio terreno, la mia casa eccetera. Chi ammazza o chi dà delle bastonate a qualcuno, bisogna giustiziarlo o bisogna fargli lui quello che ha fatto a quei poveri due c'è la legge del taglione, la legge del taglione, brava, altrimenti si dà sempre più adito a Caino invece di Abele, e a me saltano le madonne, tradotto in italiano suocere. Le suocere. Grazie signor Franco da Udine. Allora le faccio dare una risposta, però volevo sentire un po' Franco Birolo. Ha sentito quante persone sono solidali con lei, ma di quei momenti che cosa le è rimasto? Che cosa le è rimasto di questa vicenda? A parte il momento che sta vivendo, perché ha questo procedimento civile che speriamo si concluda nel migliore dei modi. Il fatto di togliere la vita a una persona non è una cosa per niente gradita, e comunque uno non si aspetta mai di arrivare e mi rimarrà per tutta la vita comunque. Poi io sento qualcosa che tengo per me, difficilmente riesco ad esprimere quello che provo, che sento. Cioè se ne è fatto un'idea, una scelta razionale, nel senso che comunque lei dice io so quello che ho vissuto, quindi il mio cervello quel momento... Lo considero un incidente di percorso, di vita, è andata così. Ma ritornando alla solidarietà che per fortuna c'è stata del giudice all'inizio. Sì, il giudice si è espresso in maniera diversa, ma anche nel caso del giudice io guardo il lato positivo, perché il fatto che il giudice sia espresso in maniera contraria, malgrado il PM chiedesse la mia soluzione, il giudice sotto un certo punto di vista ha fatto in modo che io combattessi ancora con più accanimento, diciamo, questa battaglia. Capito, però se le venivano un po' meno di anni, cioè soluzione, archiviazione, non si sarebbe concluso questo inverno. Un'anziana cliente del mio paese mi disse qualche giorno dopo questa condanna, mi dice guarda che il Signore ti ha dato questo peso perché probabilmente tu sei capace di sopportarlo, di portarlo a termine. È una consolazione magra, però insomma, diciamo, che lo vivi. È un punto di vista anche quello lì. E allora appunto ha fatto sì che io combattessi assieme a tante altre vittime di reati perché appunto si arrivasse a questa modifica di legge che per fortuna adesso va un po' più dalla parte delle persone per bene. Diciamo. Dice, la sua esperienza ha fatto in modo che magari... non voglio dire che deve essere stato l'artefice, però la mia piccola parte penso di averla data anch'io, diciamo, con questa sentenza, diciamo, clamorosa dell'epoca. E quindi guardo, anche se poco, guardo questa piccola parte positiva. Lo so, guarda, a me viene da dire, è come quando c'è l'incidente aereo, purtroppo, e si scopre che non si poteva fumare negli aerei negli anni 80, cioè ci devono essere i morti, dobbiamo arrivare a questo per avere poi una cosa migliorativa. Purtroppo sì. Si deve passare su questo. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Allora, grande solidarietà in tutti i sensi al signor Birolo, e questo è scontato.
Però volevo chiedere al senatore Stellare, benissimo avete lottato per fare il passettino in avanti, ma andando nel concreto, cioè visto che, come diceva la bella conduttrice, siamo uno Stato di diritto, ma di diritto per chi? Per i lazzaroni? Perché bisogna assolutamente che le persone vengano risarcite, non il ladro, ma chi ha subito, chi perde il lavoro, subisce psicologicamente un sacco di soldi per gli avvocati, ma vogliamo scherzare? Questo è il punto di arrivo, che deve essere risarcito chi ha subito, perché noi paghiamo le tasse e lo Stato si fa garante per la nostra sicurezza, ma non deve essere lo Stato a pagare, cioè sempre noi, deve essere il delinquente o la famiglia dei delinquenti che se non hanno soldi lavorano tutta la vita per inartire, non che sia lo Stato, cioè sempre noi che paghiamo. Però spesso queste persone non hanno i milioni di euro. Dovrebbe essere. Signora, allora io la ringrazio davvero molto, primo per la solidarietà a Franco Birolo, secondo per quello che sta dicendo, però molto spesso, vero senatore Ostellari, non hanno tutti questi soldi, voglio dire, non sempre i malviventi. A noi non ci interessa se loro hanno o non hanno soldi, però signora, questa riforma va proprio nel senso che lei ha appena indicato, cioè da domani tutti coloro che saranno assolti, quindi significa che si sono difesi legittimamente all'interno della propria abitazione, non dovranno più pagare, non dovranno più nemmeno sostenere le spese legali, perché le sostiene lo Stato e quindi lo Stato interviene per pagare e sostenere questa spesa, per cui uno che domani è assolto o archiviato, quindi noi speriamo archiviato così evitiamo di fare i processi lunghi, uno che domani viene archiviato non deve pagare nulla. E in più, se becchiamo il ladro con la refurtiva piuttosto che con diciamo la prova che sia lui a essere stato il ladro che è venuto all'interno della tua casa, dovrà essere lui a pagare te. Insomma, mi sembra una buona riforma. Poi vedremo, adesso noi entriamo in campo con questa modifica, la vediamo ovviamente a regime nei prossimi anni, speriamo di non dover registrare ancora casi di questo tipo e poi sono sicuramente convinto che questo messaggio, come arriva al cittadino per bene, arriva anche a quello che decide di fare il ladro o il rapinatore. E secondo me ci penserà due volte. Dice che potrebbe essere un deterrente? Io dico di sì, in questo caso, soprattutto se rischio di entrare in casa tua e magari poi di doverti anche pagare tutto il danno, la paura e quant'altro, altrimenti me ne vado in galera, cioè non ho più la sospensione condizionale della pena. Significa che se io ti entro in casa anche solo la prima volta e decido di fare il ladro quella sola volta, poi comunque la galera me la becco. L'importante è trovarli questi ladri, perché io vi ricordo che le statistiche ci raccontano che vengono beccati solo il 3-4%. Carnio, adesso io devo andare in chiusura, allora le piace? Perché lei l'ho vista bello. No, sì, ma guardi, sono d'accordo anche sul discorso del deterrente. Le racconto un aneddoto di 30 secondi. Ci siamo fermati a bere un caffè in un paese vicino a Piave di Sacco con una pattuglia dei carabinieri ed è entrata una vecchia conoscenza loro. E gli hanno detto: ma è tanto che non ti vediamo, come mai? Dice: guardi, dice, a Piave di Sacco non posso più entrare perché, dice, avete messo 80 nuove telecamere e quindi mi beccate subito. Io ho avuto una grande soddisfazione perché abbiamo un impianto. Che l'era l'incognito, quindi non l'ha riconosciuto, no? Perché però voglio dire, abbiamo un impianto che è stato definito dalle prefetture il migliore del Veneto, con 12 km di fibra ottica, eccetera, eccetera, eccetera. Però questi segnali sono importanti, nel senso che l'investimento in sicurezza, sia da un punto di vista normativo, sia da un punto di vista infrastrutturale, è positivo perché anche la deterrenza funziona. Ma questo grande fratello, io faccio l'avvocato del diavolo, ma ce l'avete gli uomini che controllano le telecamere? Certamente, tenga conto che siamo uno dei pochissimi comuni che non solo vedono tutte queste 80 telecamere solo la polizia locale, ma abbiamo fatto lo switch off anche con i carabinieri che sono H24 ed abbiamo dato un tablet alla polizia di Stato. Per cui voglio dire, sono tre forze dell'ordine
che hanno in ce l'avete tempo gli uomini i reale. mezzi per intervenire, tipo non so, ma tipo sogno un intervento americano, ho sentito il mio vicino schiamazzare, elicottero. Allora, l'intervento americano c'è perché quando passa una macchina senza copertura assicurativa in territorio chiaro, arriva un impulso e o polizia o carabinieri o polizia locale esce e abbiamo sequestrato 7 vetture nel 2017. 2018 scusi. Allora, siccome devo chiudere, però voglio lasciare la parola per ultimo Franco. Allora, coraggioso, bravo, fortunato e tenace. E adesso devo continuare a tenere duro, appunto, perché... Ma lei si è fatto un'idea di quando finirà questa storia? No, non mi sono fatto illusioni. Inizialmente ponevo qualche data come fine storia, ma ho visto che comunque non finisce mai e ti rimarrà comunque per tutta la vita l'episodio, il fatto di aver tolto la vita a una persona e di aver sconvolto un po' quello che sono le abitudini, i progetti di vita di una famiglia. Sì. Lei avrebbe tenuto la tabaccheria, sinceramente? Sì, perché era una cosa che da 3 generazioni tenevo, quindi era un po' anche un orgoglio, un punto di riferimento del paese, quindi è un lavoro che mi piaceva fare. Sì. Avete capito, ho lasciato le parole a Franco Birolo perché è giusto, insomma, così. Io ringrazio tutti i nostri telespettatori, chi ci ha guardato, chi ci guarderà in replica, ringrazio davvero molto Andrea Ostellari, senatore della Lega, per essere stato con noi. Grazie a voi. Grazie davvero molto a Luca Carne, assessore alla sicurezza del comune di Piove di Sacco, il comune più grande fratello che ci sia. E ringrazio davvero molto Franco Birolo, ex tabaccaio, con una vita tutta da vivere ancora. Da vivere ancora. Grazie, grazie a tutti. Arrivederci.